Sì, sì, abbiamo pagato i nostri errori, come dicevo ora negli spogliatoi la partita l'abbiamo decisa noi perché abbiamo preso dei gol ingenui, non abbiamo fatto dei gol che potevano essere alla nostra portata, abbiamo sbagliato 3 rigori, voglio dire, è chiaro che alla fine non puoi analizzare le partite sugli episodi, è troppo facile, no? Penso che la mia squadra, non essendo rodata perché non aveva fatto né amichevole né nulla, ha fatto un passo avanti rispetto alla partita con Follonica, però sinceramente oggi abbiamo fatto troppi errori, era una partita che era nelle nostre corde, è un peccato, però noi abbiamo preso questa Coppa Italia come preparazione, sicché è un passo avanti e sono contento. Sì, sì, è chiaro, noi siamo partiti con questo intento, poi è chiaro vai in pista, vuoi sempre fare bene, no? E poi ti arrabbi perché alla fine gli episodi eclatanti per aver determinato un risultato che secondo me è troppo pesante per la mia formazione è dipeso tutto da noi e questo qui mi fa arrabbiare perché se non sei in condizione devi fare il minimo, devi limitare i danni e non voler strafare perché se non ce l'hai nelle gambe fai solo che dei danni, ecco. Posso aggiungere una cosa, mi ha fatto piacere dopo tanti anni ritornare in questo palazzetto perché per me, che ho giocato tanti anni a Novara, ha fatto la storia e mi sono emozionato rientrare in questo palazzetto. Gli auguro tanta buona fortuna a Salerno di poter ritornare a quei vertici perché anche se è una questione di passione, però ecco, a me mi ha fatto piacere essere qui questa sera. Preferivo se si vinceva, però mi ha fatto piacere lo stesso.